Emergenza senza fine. L'invasione dei profughi scatena la ribellione dei sindaci. Tira aria d'assedio, l'atmosfera si scalda, mentre nelle prossime ore arrivano da Catania altri 49 migranti. In tutto sono 649 gli extracomunitari ospitati questa settimana. La provincia di Venezia, come tutte quelle del nord-est, è sommersa di nuovi arrivi ben oltre le capacità massime di ricezione. Noi abbiamo diligentemente fatto una verifica degli spazi. In questo momento non ne abbiamo a disposizione. Fino a quando e fino a quanto si continuerà così? Se qui dovessero arrivare milioni di persone, che succede? Andiamo a prenderli tutti, li portiamo qui, dove li mettiamo? Non c'è più spazio, siamo al collasso, eppure i prefetti hanno garantito al governo una sistemazione per i nuovi profughi in arrivo, nonostante la ribellione dei sindaci. Noi non possiamo accogliere tutte queste persone, non abbiamo i soldi per poterlo fare, non abbiamo i posti di lavoro per poterli farli lavorare, non ha alcun senso tenere gente anche giovane e capace anche di lavorare fermi, immobili, in strutture di accoglienza, sperando che un giorno chissà cosa succede. Siamo al fallimento totale di un'ipocrisia spaventosa che il governo ha. I sindaci si ribellano, manca posto, servirebbero altri alloggi, ma ormai i comuni sono saturi e mancano le risorse. Prima devo aiutare le famiglie ed i giovani in difficoltà che ogni giorno mi portano sul tavolo del mio municipio curriculum, curriculum, curriculum. Allora di fronte a questo la scelta qual è? Prima i nostri o prima i profughi? Questi vanno aiutati a casa loro. Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, lancia un appello a tutti i privati perché offrano in convenzione col governo per 35 euro al giorno a migrante spazi in edifici, appartamenti e persino nei capannoni svuotati dalla crisi economica. Le disponibilità, effettuate per posta elettronica, verranno poi vagliate in base alla compatibilità col territorio e all'assenza di controindicazioni. 3 segnalazioni sono già arrivate da Martellago, ma non bastano, serve più spazio e se non verrà trovato, la prefettura di Venezia è pronta addirittura ad installare delle tendopoli. È certo che portare delle persone in una tendopoli e poi parlare di diritti umani, quando qua fra un mese avremo 40 gradi e ci saranno 60 gradi dentro una tenda, o quest'inverno quando saranno sotto zero, quindi parlare di diritti umani è proprio fuori luogo. Certamente non saremo noi sindaci, o comunque non sarò io, sindaco qui a Scorzè, ad accettare e a condividere e a collaborare con una cosa così demenziale.